Amici di Radio Guest, buon weekend, ben ritrovati. Siamo con l'assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bini. Assessore, buona giornata e soprattutto grazie per essere qui in Radio Guest. Sono io che ringrazio voi, un saluto a tutti. Parleremo insieme con l'assessore di turismo, ma anche di cosa si sta facendo per il comparto montano. Parleremo naturalmente di poli sciistici. La montagna, assessore, sta per ripartire, ma a proposito di investimenti e lavori sui poli, che cosa è stato fatto? È stato fatto molto sia in termini di risorse economiche che la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di allocare ai fini dei nuovi investimenti sui vari poli turistici del Friuli Venezia Giulia, cifre assolutamente importanti, sia per quanto riguarda delle novità nei vari poli. Le cito solo le novità, perché non mi sembrerebbe banale parlare di manutenzioni o di ammodernamento spicciolo. Noi abbiamo diversi poli, parto da Forni di Sopra, dove è stata fatta una nuova pista a plan dai POS, è stato inserito un nuovo bacino di innevamento con un percorso turistico. Abbiamo lavorato a Sauris per l'ampliamento dell'area sciabile di Sauris di Sopra, abbiamo modernato quella che è la pista Zeile, abbiamo un nuovo sistema di distribuzione di innevamento con un nuovo bacino di accumulo dell'acqua. Nello Zoncolan poi abbiamo rifatto la linea della pista 1 della Val di Nuf e abbiamo un nuovo Skyweg pista 4 per migliorare un po' quelle che sono le varie offerte. Tarvisiano, anche lì allargamento della slittovia dell'Angelo. Sella Nevea, degli interventi radicali e importanti per la messa a punto di nuove dotazioni per la produzione di neve. Piancavallo, anche lì nuovo impianto per l'indipendenza idrica. Sappada, andremo a riaprire dopo una stagione di stop la nuova pista, la pista Sappada 2000. Quindi, come potrà aver sentito, si interviene in tutti i singoli poli della regione del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo poi pensato di intervenire con delle promozioni ad hoc, perché questa sarà una stagione assolutamente anomala, una stagione che partirà con un fortissimo ritardo e verosimilmente avremo a che fare con dei fruitori autoctoni, assolutamente autoctoni, quindi con dei picchi nel fine settimana e presenze deboli durante la settimana. Però abbiamo deciso di mettere in campo delle promozioni al fine, guardate, di sostenere da una parte le famiglie e dall'altra parte il comparto economico, nella fattispecie degli albergatori. Andremo di conseguenza a garantire delle sciate gratis per chi pernotta almeno 2 o 3 notti presso gli alberghi della nostra regione. Andremo a presentare delle formule per la promozione dei prodotti agroalimentari, sempre della nostra regione, per chi pernotta. Quindi tutta una serie di strumenti, offerte di servizi gratuiti, ciaspolate, piuttosto che visite, piuttosto che guide a disposizione gratuitamente, al fine di, cercare di sostenere anche quel comparto che tanto ha sofferto durante questa stagione. Mi riferisco all'alberghiero in primis e al settore della ristorazione, ma insomma in generale un po' a tutto il comparto del mondo neve. I danni sono notevolissimi. Quindi dare delle alternative a tutti gli sport che si possono praticare in montagna come alternativa allo sci, perché la montagna non è soltanto sci. Esattamente. La montagna, e guardate, noi abbiamo avuto quest'estate, proprio passando alla stagione invernale, alla stagione estiva, una visione assolutamente plastica di cosa significa la possibilità di concepire quei territori anche oltre il periodo inverno/neve. Noi abbiamo avuto dei picchi di presenza importantissime durante l'estate, mi riferisco soprattutto ai mesi di agosto e di settembre, i quali i turisti hanno usufruito di tutta una serie di servizi complementari, le passeggiate, il biking, piuttosto le escursioni enogastronomiche. Io sono uno di quelli, è un grande amante delle baite, dei prodotti, del formaggio, del latte, dei salumi, insomma
la montagna è molto di più rispetto alla semplice sola pista di sci, ma anche d'inverno. E le gite coi cani, le slitte, le ciaspolate, il fondo, insomma, chi più ne ha più ne mette. Beh, c'è una forte richiesta a proposito anche di sci alpino piuttosto che di ciaspolate, ma appunto la montagna del Friuli Venezia Giulia dura 12 mesi l'anno e soprattutto c'è da sviluppare molto bene e si può lavorare molto bene anche per quello che riguarda il famoso turismo lento, vero, dove ci sono anche dei sentieri per le bici, per esempio. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. A proposito di carne al fuoco, ma a proposito di regole e indicazioni nel rispetto per quanto riguarda il comitato tecnico scientifico, come ci si è preparati alla stagione? Ma in maniera molto rigorosa e rigida. Devo dire che le interlocuzioni che ho avuto con i miei colleghi di tutto l'arco alpino sono state, non dico quotidiane, ma poco ci manca. Abbiamo inviato dei protocolli, vari protocolli al comitato tecnico scientifico sempre più stringenti, perché di volta in volta, a causa pandemia, ci venivano chieste delle maglie sempre più strette. Quello che è stato licenziato per ultimo è un protocollo assolutamente rigido che permetterà agli sciatori, ma anche ai camminatori, cosiddetti camminatori, di usufruire di tutta una serie di servizi, seggiovie, cabinovie, ovovie, in sicurezza. Quindi mascherina sempre, distanziamento sempre, igienizzazione, presenza con un tetto massimo per ogni singolo polo, quindi al fine di evitare il rischio di assembramenti, prenotazione esclusivamente via online, quindi ci sarà necessità di registrarsi in un sito di promoturismo FVG per tempo, quindi non ci saranno le code ai baldacchini, ecco, per la vendita dei biglietti, quindi ci sarà molta più tecnologia e innovazione rispetto al passato, cosa che in altri paesi già in verità c'è. Ecco, a proposito di questo, uno sciatore, visto che siamo ancora per una quarantina di giorni più o meno in stagione sciistica, per accedere alle piste, o meglio, come deve registrarsi sia per accedere alle piste e come deve registrarsi sul sito? Ma dovrà appunto entrare nel sito in una apposita pagina e dovrà farsi profilare, quindi dovrà aver pazienza, perché per essere profilato il primo giro dovrà attendere qualche ora. Dopo l'attivazione potrà semplicemente acquistare lo Ski Pass nella shop online direttamente dal proprio smartphone. Quindi pazienza nella fase iniziale di registrazione / profilazione, perché capite bene, anche per una questione di sicurezza ci dovranno essere documenti, accettazione, eccetera eccetera. Però una volta fatto questo primo passaggio noioso, sarà con uno semplice smartphone sarà possibile acquistare lo Ski Pass giornaliero. Quindi un Friuli Venezia Giulia che si prepara ad affrontare le ultime settimane di stagione invernale in sicurezza, ma soprattutto si sta preparando anche per il prossimo anno, perché gli investimenti fatti nei vari poli saranno utili sì quest'anno, ma soprattutto anche il prossimo anno. Quindi un Friuli Venezia Giulia che guarda avanti. Parliamo invece del turismo in generale in questo caso. Turesta in FVG, Assessore, che cos'è? Ma Turesta FVG vuole essere uno stimolo e un aiuto alle famiglie e al comparto. Guardate, noi abbiamo in questa fase difficile dove la mobilità è ancora preclusa, o meglio limitata, quello che noi vorremmo è in questa prossima estate, che sarà ancora, ve lo dico convintamente, un'estate ancora anomala, caratterizzata ancora da forti limitazioni, cercheremo di far sì che gli abitanti del Friuli Venezia Giulia come prima idea abbiano la possibilità di poter rimanere nella nostra regione. Ecco perché abbiamo pensato e l'abbiamo licenziato nell'ultima legge che ho presentato, Sviluppo e Impresa, questa nuova proposta con dei voucher in grado di sostenere le famiglie che decideranno di pernottare almeno 3 notti negli alberghi della nostra regione. Ci siamo
dedicati nelle parti che abbiamo ritenuto abbiano risentito di più in questo periodo. Quindi mi riferisco a tutta l'area della montagna, alle città capoluogo e ai siti UNESCO. Anche questi vanno ricordati perché il Friuli Venezia Giulia è ricca di siti UNESCO. Di conseguenza, per i turisti del Friuli Venezia Giulia che decideranno di rimanere da noi almeno 3 notti, ci sarà la possibilità di utilizzare questo voucher dal valore minimo 80 euro a massimo 320 euro per nucleo familiare. Quindi un sostegno, un segnale di vicinanza. È stato fatto molto e si farà sicuramente ancora per il turismo, ma anche per il friulano, perché può vivere e conoscere alla grande un paesaggio ricchissimo sotto tutti i punti di vista. Siamo arrivati alla fine, mi dispiace molto perché avrei voluto rimanere con lei ancora per molto tempo, perché si può parlare veramente di tante cose. Io la ringrazio per essere stato disponibile qui in Radio Guest. Mi permetto di anticipare un invito, magari nei prossimi mesi, se possiamo, per parlare di grandi eventi, che anche questo è un comparto legato al turismo. Bene, sono io che ringrazio voi, non mancherò al prossimo vostro invito, ed è vero, i grandi eventi soprattutto per quest'estate ne abbiamo tutti molto bisogno, quindi aspettiamo tempi migliori che arrivino in fretta. Grazie ancora per l'ospitalità. Grazie ancora all'assessor Sergio Biri, attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia. Buon lavoro. Grazie.